Parte l'offensiva contro le bancarelle di Rialto, multe da 500 euro per chi oscurerà con pedane, bacheche, mercanzia, pubblicità, lo splendido portico in Ruga degli Oresi. Pochi ricordano gli affreschi del sottoportico perché nascosti alla vista e in generale è l'intero edificio che passa inosservato. La delibera pensata per ridimensionare i commercianti che vendono souvenir e t-shirt è passata oggi in giunta. Il commissario Zappalorto ha deciso la linea dura per applicare il decreto del ministro per i beni e le attività culturali Dario Franceschini che stabilisce l'allontanamento del commerciante che nasconde o sminuisce il monumento in cambio di un indennizzo calcolato in base al reddito. Le bancarelle occupavano in origine gli spazi tra le colonne, poi hanno inglobato anche parte delle colonne. Poi sono arrivati i permessi del comune di usare pedane di 1,20 m, diventate poi 1,80 m, se si considerano i tendoni, tanto che le ali delle tende che si fronteggiano quasi si toccano, creando un unico tetto. E questo è solo l'inizio, perché l'idea di Zappalorto è di estendere il regolamento all'intero centro storico.